Vedi Giacomo, questo è un insegnamento per la vita, perché un giorno anche tu aspetterai ore e ore le ragazze che buttano via il tempo della vita così, la sprecano. Tipo la tua mamma in questo momento. La mia comodissima dinetta quando ceniamo in tre. Ci dica. Compiamo Cosa compriamo? Gli anni? un'impresa eccezionale. Cosa, stiamo già facendo un'impresa eccezionale, stiamo provando tutte le birre nuove. Sai quante robe devo fare? Porca miseria. Comunque questa sa un po' da IPA, non va bene, però ho scoperto che è la birra mia, ok? Perché è celtica, perché Singano è un po' nordico. Cosa significa? Che dà fastidio il caldo, che sta ben stare al freschetto e soprattutto che piace i fighe su Pornhub, quei rosse con gli occhi verdi. Studi scientifici da noi condotti hanno dimostrato che la birra più buona è sempre quella della Cavara, perché chi segue questo canale ha scoperto che e Cavare e quei esperti di birra, abbiamo già fatto varie puntate parlando della birra Lasco, della Cosel, eccetera eccetera. E dopo avevamo visto anche quella volta lì a Treviso quando siamo andati a vivere a casa di Miller, nel giardino di Miller, che c'era la Cavara, quella vera, in che specie di zoo di rifugio santuario, che aveva il pizzetto tutto beige perché aveva tocciato nella birra. Aspetta, cos'è che hai detto Giacomo? Con chi è che ti fidanzi da grande? Con il nulla. Cioè tipo Olfo? Quindi avrai Fritz, che sarei io, che quando sarai grande ti presenterà tutte le cameriere e tu le rifiuterai tutte. Minchia, 4 posti, se parcheggiava un pulmini UE9 Dio caro. Strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all my dark despair, and then she looked right through me. Quanto mi piacciono le due ruote. Oh, ho scelto la giornata perfettissima per testare la bici, oh, porca miseria. Comunque ragazzi, io ripeto, io l'ho presa sperando, io capisco onesti nei prezzi eccetera, ma si devono essere sbagliati. Io l'ho pagata veramente una cazzata sta bici, cioè ho quasi più pagato di più il manubrio in carbonio e le manopoline e le viti che tutta la bici. Pesa un cazzo, sarà 10 kg, una roba assurda. Ah no, ecco perché ho aperto il video, guarda, volevo farti vedere, no, non le mie parti intime, aspetta. Devo farti vedere questa cosa qui, guarda, che ti straconsiglio, trovata su Amazon, praticamente una cintura marsupio elasticizzata, cioè ci sta perfino l'iPhone 14 Pro Max che è enorme, vedi ha due cinture, una puoi mettere magari soldi e altre robe, nell'altra il telefonino, te la giri verso la schiena, è fantastico, non la senti minimamente, è tanta roba.